Duilio, Ines, proseguiamo la nostra Green Therapy, la terapia del verde, che vi ricordo consiste nel fare in coppia, insieme, delle attività all'aperto. Però dottore, scusi, ho paura che ci denunciano se facciamo delle attività di coppia all'aperto. No, credo ci sia un equivoco, non intendo quel tipo di attività. No, perché dico, siccome abbiamo difficoltà a farle anche al chiuso, cioè se non ci riusciamo quando siamo in 2 metri quadri di letto, non penso che ci riusciamo in 2 ettari di bosco. Qua ha ragione. Torniamo a noi. Sì. Quante vacanze fate in un anno? Poche. Male. E allora vi consiglio io un weekend. Perché non andate a fare una bella escursione in montagna, una bella passeggiata? Poi, non so, vi fermate in un bel rifugio? Sì. No, per 3 motivi. No, 1 bisogna essere allenati, 2 te fai mucho de fadiga e 3 è freddo in montagna, dai. Duilio, dobbiamo cambiare le sue credenze. Però ora o sistemiamo la cucina o femo le ferie, non ho scai per tutto, dottore. No, intendo che lei ha delle credenze, dei limiti che la bloccano. Limiti che Questo la sto bloccano, e dicendo. qua ha ragione. Possono fare delle passeggiate solo per godersi la bellezza del territorio. Sì. Poi lei arriva, che sa, in un bel rifugio e immagine quanta soddisfazione nel bersi una bella cioccolata calda. Una? È il brulè, Duilio, anche il brulè. Sì. Ecco. E poi magari fermarsi in rifugio per una notte insieme. Sarebbe la prima volta che lo facciamo sopra i 2000. Sarebbe la prima volta che lo facciamo dal 2000. E qua, guarda. Perché limitarsi quando puoi farlo davvero? Scopri il Parco delle Dolomiti d'Ampezzo. Escursioni, bici, laghi, rifugi, sport estivi e invernali e non solo. Visita www.dolomitiparco.com.